Signora in giardino di Claude Monet, 1867, olio su tela. Quest'opera è custodita presso il Museo di San Pietroburgo, Hermitage. Nel giugno 1867 Claude Monet è ospite del cugino Paul-Eugène Lecatre a Saint-Adrien, un sobborgo di Le Havre. In una lettera a Basile del 25 giugno scrive: «Sono preso fin sopra i capelli, sto lavorando a circa 20 tele, delle marine sconvolgenti, delle figure e dei giardini». La scena è ambientata nel giardino della tenuta della famiglia Lecatre e la donna è la cugina, Jeanne-Marguerite Lecatre, moglie di Paul-Eugène. Dalla radiografia del dipinto si vede che l'artista ha inizialmente aggiunto altre due figure maschili, forse per fare un ritratto di famiglia simile alla terrazza sul mare, ma poi ha cambiato idea, coprendole con la vegetazione. Questa è la vera protagonista del dipinto ed è raffigurata con una gamma molto varia di verdi, ravvivati dall'angolo di cielo azzurro e dalla distesa di fiorellini rossi. Il quadro è stato esposto nel 1879 alla quarta mostra degli impressionisti. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi ringraziamo e vi diamo l'arrivederci al prossimo video.